Oggi la conclusione di questo progetto Accademia portato avanti in collaborazione con la Tunisia. Ecco, si fa un consuntivo. Ecco, facciamo un consuntivo appunto di ciò che è stato questo progetto, le finalità e gli obiettivi che avete raggiunto. Allora, è un progetto di cooperazione, come ha detto lei, transfrontaliera Italia-Tunisia, ed è un progetto che ha due tipi di attività, una incentrata sul patrimonio culturale e una sullo spettacolo teatrale, sulla rappresentazione teatrale. I partner per il patrimonio culturale sono il Polo Didattico Universitario di Agrigento con il Consorzio Universitario di Agrigento, che è capofila del progetto, è il Dipartimento, la Facoltà di Architettura di Tunisi e l'Istituto Superiore dei Mestieri del Patrimonio di Tunisi. Per la parte del teatro invece abbiamo avuto il Teatro Stabile di Catania e la Cité de la Culture di Tunisi. Io sono il coordinatore scientifico del progetto per la parte legata al patrimonio culturale. L'attività è consistita in un'attività di formazione indirizzata a 10 studenti italiani e 10 studenti tunisini che si sono incontrati sia qui ad Agrigento che a Tunisi, si sono conosciuti e hanno lavorato insieme, stabilendo dei legami di amicizia e di fratellanza, lo posso veramente dire. E poi un'attività di mobilità di docenti e di laureati o dottorandi che da Agrigento sono andati a Tunisi e viceversa, per conoscere i sistemi formativi delle due università e stabilire contatti per la programmazione di percorsi formativi comuni nei prossimi anni. Oggi la conclusione di questo progetto, un progetto tra Italia e Tunisia che ha visto appunto le due istituzioni e gli studenti confrontarsi su alcune progettualità. Sì, il progetto Accademia è un progetto che mira alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale attraverso la valorizzazione dei teatri antichi e moderni delle due sponde, sia ad Agrigento che a Tunisi. Ha visto la realizzazione dei rilievi 3D del Teatro Pirandello e del sito archeologico di Morgantina e una coproduzione teatrale dal titolo Albatros fatta dal Teatro Stabile di Catania e dalla Cité della Cultura Teatro dell'Opera di Tunisi, che ha come tema le migrazioni clandestine. È stata un'esperienza particolare per gli studenti anche che hanno potuto ammirare le nostre bellezze? Sì, è un progetto di formazione, un progetto di mobilità che ha visto la partecipazione di artisti italiani e tunisini e tecnici del teatro audio e luci, nonché anche studenti delle università nel settore del patrimonio culturale. Un'esperienza che arriva da una cooperazione lunga nel corso degli ultimi 10 anni che l'Università Agrigentine, in particolare il Polo territoriale e il Consorzio, hanno avviato già da tempo, ed è un progetto di amicizia perché sostanzialmente conferma queste buone relazioni fra le due sponde e che permetteranno anche in futuro di poter avviare nuove progettualità. E allora un bilancio di questa attività, di questo confronto fra le due università. Je vais répondre en français. J'ai compris l'italien, mais je préfère m'exprimer en français. Voilà. Et j'ai Madame Stéphanie qui va me traduire en italien. E quindi la prima cosa che posso dire riguardo il bilancio di questo progetto voglio sottolineare l'importanza di queste relazioni tra le istituzioni italiane e le istituzioni tunisine e questo legame umano che si è creato tramite questo progetto. I ragazzi come hanno... Oui, et donc maintenant, pour passer sur réellement... Perfetto, ho capito. Allora, invece dal punto di vista di quello che è stato acquisito dalla parte scientifica per gli studenti, quindi sia gli studenti dell'ISMPT, donc Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine, e aussi de l'ENO, donc della Scuola Nazionale di Architettura di Tunis. Sono delle nozioni, delle lezioni che riguardano il modellismo in 3D di monumenti, siti storici, quindi hanno seguito sia gli studenti appunto tunisini, sia su siti italiani, siciliani che su siti tunisino, hanno avuto l'opportunità sia di avere lezioni che visite sul terreno
e praticamente sono stati scelti sia dei luoghi storici, quindi più antichi, che dei luoghi più moderni del XX secolo, e quindi hanno avuto questa opportunità di fare queste conoscenze sui siti. Voilà, en Perfetto. conclusion, Per la conclusione tengo a passare la parola alla mia collega Rim Kevayer, sì, che sì. è responsabile della formazione, della parte della formazione nel progetto e della mobilità. Ok, vabbè, a lei la conclusione allora. La conclusion, au cours de ce projet, donc, nous avons fait 2 semaines, une semaine de formation pour les étudiants en Tunisie. In conclusione, noi abbiamo realizzato in presenza 2 settimane, una settimana con gli studenti in Sicilia, Perfetto. che riguardava la parte formativa, e un'altra settimana con i docenti per quello che riguardava l'asso della ricerca, l'orientamento della ricerca che è stata svolta sulla modellizzazione in 3D. Che ricordo porta in Tunisia della nostra Agrigento, che ora è stata nominata Capitale della Cultura 2025? Agrigento, la capitale de la culture pour nous. Agrigento, capitale della cultura, per noi nell'ambito di questo progetto è stato una bellissima opportunità e diciamo concentra tutto quello che è la valorizzazione e la promozione delle nostre culture delle quali abbiamo molto in comune. Ok.